Ha improvvisamente invaso la corsia opposta di marcia andando a urtare dapprima lo specchietto retrovisore di un'auto e successivamente la parte anteriore di una seconda vettura. Non ha avuto scampo Donatella De Colle, la 59enne di Belluno che ha causato il tremendo schianto accaduto poco dopo le 13 di oggi sul ponte Cadore fra Perarolo e Tai. La donna era al volante di un minivan aziendale, un Opel Combo in direzione sud verso Longarone. Testimoni affermano di aver visto il cambio di direzione di marcia improvviso, forse causato da distrazione o da un malore, e poi di aver assistito inermi al violento impatto. Sul ponte sono arrivati subito i carabinieri della stazione di Pieve di Cadore, gli agenti della Polstrada di Valle per regolare il traffico e consentire i soccorsi all'ambulanza e all'elicottero del SUEM e ai vigili del fuoco. Purtroppo ai sanitari non è rimasto altro che constatare la morte della donna. Ferita e trasportata in elicottero all'ospedale di Belluno la giovane cadorina di 26 anni che guidava l'auto che non ha potuto evitare l'impatto con il minivan. Pesanti rallentamenti al traffico che è stato deviato sulla strada della Cavallera. Il ponte Cadore è stato chiuso per un paio d'ore per consentire soccorsi e rimozione dei veicoli. Si tratta del secondo incidente mortale in quello stesso tratto nel giro di 2 mesi. Lo scorso 2 settembre, in un incidente della dinamica pressoché identica, perse la vita Vincenzo Martinazzo, 76 anni, di Montebelluna.